Terreno e massi che hanno invaso la carreggiata, una frana, forse complice il maltempo delle scorse ore, in una zona collinare di Altavilla. Tutto è successo ad ora di pranzo in via Montegrappa, lungo la strada che collega il paese con la località Sant'Agostino. Viabilità interrotta e intervento immediato dei vigili del fuoco, sul posto carabinieri, uomini della protezione civile, quando il costone appena franato era ancora in fase di assestamento. Adesso abbiamo fatto intervenire una ditta specializzata con dei mezzi appropriati per mettere in sicurezza il muro, perché è ancora pericolante. Adesso stiamo verificando la situazione perché sembra che a tuttora non sia ancora così stabile, però prenderemo atto, di scavare ulteriormente di modo da eludere qualsiasi altro tipo di frana e mettere in sicurezza la strada. La strada che arriva alle abitazioni coinvolta dalla frana al momento non sarà percorribile. Per il momento le famiglie sono tranquille, non ci sono, vogliono rimanere sul posto, e stiamo vedendo però di trovare una strada alternativa perché l'accesso è proprio da chiudere per qualche mese, e quindi adesso andremo a fare un sopralluogo nella parte alta e di creare una strada provvisoria in via di urgenza, in maniera da rendere perlomeno accessibile con dei mezzi fuori strada.